Allora, perfetto, buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati. Questo è l'ultimo seminario che vede l'INAIL coinvolto in quest'ultima giornata appunto del Job Oriented Digital Edition. Ci dedichiamo chiaramente sempre a progetti formativi per la scuola, questa volta particolarmente dedicati agli istituti professionali, soprattutto nell'ambito delle costruzioni, dell'ambiente e del territorio per le scuole secondarie appunto di secondo grado e vede coinvolto in particolare un progetto formativo realizzato dalla Direzione Regionale Veneto e quindi un altro esempio di come l'istituto, anche grazie alle proprie direzioni territoriali e regionali, promuove e divulga e porta avanti la propria mission nei confronti appunto di progetti formativi e informativi rivolti al mondo della scuola. Vi ringrazio fin da adesso della partecipazione e lascio la parola al mio collega, il dottor Carmine Fiorellino. Grazie a tutti e buon lavoro. Faccio io, visto che mi avevano chiesto di parlare di questo lavoro che abbiamo organizzato da 9 anni a questa parte, è già il nono anno di attività e mi dispiace che Fiorellino non riesce a collegarsi perché aveva preparato appunto un video che io adesso non ho invece attivato perché avevamo contato che lo faceva lui. Comunque vabbè. E niente, questo è il nono anno di attività, abbiamo organizzato un progetto di rete con l'Istituto appunto Costruzione Ambiente e Territorio, come è stato detto prima, ma anche in collaborazione con inizialmente con INAIL e l'ASL 9 di Verona, particolarmente con lo SPISAL, diciamo così, e poi a questo gruppo di persone che hanno imparato a lavorare assieme si è aggiunto anche il Comune di Verona e da quest'anno probabilmente anche i Vigili del Fuoco. È un progetto abbastanza articolato che riguarda il triennio, cioè terza, quarta e quinta del appunto, costruzione ambiente e territorio e come dire, in ogni anno scolastico sono organizzate delle attività. Poi ve lo illustrerà meglio il mio collega. Comunque, in terza facciamo una specie di gioco, caccia all'errore, dove i ragazzi vanno in un cantiere didattico e devono individuare alcuni errori che sono stati messi apposta per vedere se riescono a trovarli oppure no. E poi compilare, ad esempio, la tabella di cantiere, tutte quelle cose che riguardano il cantiere. Mentre in quarta vanno davvero in un cantiere, vanno in cantieri anche di un certo rilievo, di una certa mh, importanza, per vedere come le varie fasi di lavoro procedono partendo dalla fondazione fino ad arrivare alla costruzione completa. E qui vengono assistiti, oltre che dai loro insegnanti, oltre che dai CPT, che scuole edile, anche dai professionisti che lavorano all'interno di questo cantiere, quindi devono vedere tutte le procedure sia di tipo burocratico sia di tipo pratico. In quinta invece, quinta per lui è stato un lavoro piuttosto sofferto perché abbiamo continuato a cambiare tipo di attività. In questo momento li portiamo a vedere, a imparare ad utilizzare i ponteggi, quindi come va caricato il ponteggio, come va inserita un'imbragatura, eccetera, eccetera. Volevo vedere se il mio collega riusciva a collegarsi perché poteva essere importante proiettare quelle slide che avevamo preparato. Se invece è difficile, provo a recuperarle io. Se mi dite qualcosa. Ecco, si riesce a vedere? Sì? Sì. Ecco, allora l'inizio era questo, dopo vediamo se il mio collega riesce a collegarsi. Allora, questo è il titolo del nostro progetto. Vedete, c'era la collaborazione di email ASL 9, l'Istituto Cangrande, che appunto è l'Istituto di Costruzione Ambiente e Territorio di Verona, che però lavora anche con tutte le altre scuole della provincia che riguardano lo stesso ambiente. E poi l'SFCPT, la scuola edile di cui parlavo prima. Ehm,
Questo è la premessa, cioè appunto quello che vi dicevo prima, che sono già 9 anni che facciamo questo tipo di attività. Qui abbiamo dei ragazzi con appunto dei ponteggi, le imbragature, questo è un edificio dove sono andati qualche anno fa, è quello per chi conosce Verona dei magazzini generali, insomma, ex ghiacciaia, l'hanno chiamata Verona. Qui ci sono alcuni dati perché spiega perché abbiamo cominciato questo lavoro. In realtà questo lavoro è stato iniziato quando è stata fatta la riforma della scuola e quindi è stato inserito una nuova disciplina che si chiama gestione di cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro. Facciamo 2 ore alla settimana in classe e sia in terza, sia in quarta, sia in quinta. Poi abbiamo, sì, adesso io mi ripeto un po' rispetto alla presentazione che ho fatto prima, cerchiamo di consolidare i contenuti che abbiamo. Si è collegato? Che non riesco più a vedere le chat nella presentazione. Dovrebbe quasi esserci, Antonella, quasi. C'è, quando Abbiamo c'è mandato il dimmelo link. che io faccio scomparire la mia e metti la sua. Adesso vediamo se si sta collegando. Ma intanto vai avanti. Vado avanti, interrompetemi quando volete. Ok. E allora dicevo che questo serve molto perché i ragazzi, andando in cantiere, si sentono più partecipi, si sentono molto più interessati rispetto ovviamente alla parte teorica che noi facciamo in classe. Teorica per modo di dire perché fanno 1 ora proprio di teoria con l'insegnante e 1 ora anche con l'insegnante tecnico-pratico, per cui anche dei lavori al computer per organizzare il lavoro di cantiere. Ehm, Poi abbiamo l'obiettivo appunto favorire un apprendimento da parte degli studenti per orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi, in particolare attenzione sulla sicurezza. A questo proposito, forse dopo c'è ancora, quindi lo ripeterò, in terza loro vengono preparati per fanno il corso base sulla sicurezza che ogni ragazzo dovrebbe fare per poter andare anche nei laboratori e poi in seguito fanno anche le 20 ore 16 ore di specifiche che sono richieste per entrare in un cantiere. Poi è riconoscere ed applicare principi di organizzazione, gestione e controllo dei processi produttivi. C'è un grosso disturbo in questo momento e padroneggiare sull'uso di strumenti tecnologici per portare attenzione alla sicurezza. Gli obiettivi del progetto, come dicevo prima, sono quelli di favorire e sostenere i docenti nella programmazione, pianificazione e realizzazione di un piano formativo indirizzato a raggiungere le finalità del nuovo ordinamento del secondo biennio e del quinto anno. Praticamente i ragazzi vengono accompagnati da quello che accennavo prima, caccia all'errore, quindi il gioco, fino ad arrivare a fare un cronoprogramma e quindi un'organizzazione completa di cantiere. In quinta questo. Gli enti promotori li ho già citati prima, INAIL, SPISAL, ESA CPT, Comune di Verona e poi c'è la scuola. La Grande, la capofila, Dalcero, Calaresi, Levi e Silva Ricci. Il percorso formativo dei docenti, perché questo progetto prevede dei corsi di aggiornamento per docenti e dei corsi per i ragazzi. I corsi per docenti sono un aggiornamento continuo, che può essere un aggiornamento sulla normativa, può essere un aggiornamento sui lavori che poi vengono affrontati con i ragazzi, oppure anche una progettazione. Quindi c'è il processo di edilizia, tipologie di intervento, i rischi e l'individuazione dei rischi generali dell'edilizia, identificazione di una tipologia edilizia specifica e l'inquadramento della tipologia edilizia specifica da scegliere.
Ancora si parla di che cosa bisogna dire in classe, perché ovviamente avendo dei docenti di tipo diverso, poi i ragazzi devono essere preparati tutti nello stesso modo, perché tutti devono conoscere le figure professionali che entrano in cantiere, che lavorano in cantiere, l'identificazione dei rischi specifici della tecnologia scelta, gli elementi di organizzazione del cantiere, le misure di prevenzione e quindi di PI, sia individuali che collettive, e il sistema della prevenzione nel territorio. Quando vanno in cantiere, quando affrontano l'attività pratica, dovrebbero avere tutti lo stesso tipo di formazione, pur venendo da scuole, da classi e da scuole diverse. I docenti. Ancora, qui hanno fatto un elenco di alcuni argomenti che sono stati affrontati nell'arco dei 9 anni che abbiamo seguito e in modo particolare l'ultimo è stato quello dei cantieri stradali con la polizia locale. Abbiamo avuto un primo incontro con la polizia come docenti e poi i ragazzi lo scorso anno sono stati accolti nei vari cantieri stradali che noi avevamo la metropolitana di superficie per vedere come si doveva procedere, soprattutto con uno sguardo rispetto al rischio che si correva anche a lavorare sulle strade, insomma, che correvano a lavorare sulle strade. Ognuno ha come dire, una checklist dove devono scrivere i ragazzi, dove devono scrivere le osservazioni che poi quando rientrano in classe affronteranno con tecnici dello SPISAL. Ok. Mi sentite allora? Finalmente siamo riusciti ad aggiustare un po' le cose. Sì, sì, dai. Allora, come dire, continuo un po' il discorso della professoressa Pigos, che intanto ringrazio per il supporto di questi 9 anni, come anticipava lei, sono 9 anni oramai che il progetto va avanti, che è partito un po' prima con la classe terza, poi pian piano, anno dopo anno, abbiamo inserito il quarto e il quinto anno, e ogni anno ha preso una forma sempre più specifica. E quindi aggiungendo attività anno dopo anno. Il finale per il momento di questo progetto lo andremo ad illustrare tra poco. Il primo percorso che si fa, come diceva la professoressa Pigos, è naturalmente quello di formare un po' i docenti, quindi formarli in quello che devono fare nella programmazione, nella pianificazione, nella realizzazione di quello che deve essere un piano anche formativo per i ragazzi. Gli enti promotori di questo progetto, naturalmente l'INAIL, noi dobbiamo ringraziare il dottor Porosa, allora direttore della sede di Verona, che è stato un po' anche il fautore di questo progetto, la dottoressa Peruzzi dell'Hospital di Verona, dell'ASL di Verona, ASL 9 Scaligera, che ci accompagna in tantissime attività in questo percorso, e le scuole naturalmente Can Grande di Verona, Levi Calabresi e l'Istituto San Pietro in Cariano. Noi dell'SFCPT, che il nostro ente è un ente bilaterale composto da sindacato e collegio costruttori, che ci aiuta, soprattutto nel collegio costruttori abbiamo la possibilità di ospitare i ragazzi, tramite il collegio costruttore abbiamo la possibilità di ospitare i ragazzi dei cantieri. E naturalmente, ultimo arrivato ma non ultimo, il Comune di Verona, che ci sostiene un'attività molto importante che è quella dei cantieri stradali. Le scuole partecipanti, come vi dicevo, Cancandi della Scala, Dalcero, Calabresi Levi e il Sivericci di Legnago, tutti quindi di Verona e provincia. Cosa facciamo per i docenti? Cerchiamo velocemente, cerchiamo insieme a loro di capire quali possono essere i rischi e individuare i rischi generali dell'edilizia, le tipologie specifiche di lavorazioni, l'inquadramento di una tipologia di edilizia
che meglio possa essere appresa anche dai ragazzi. Sempre nella formazione cerchiamo di individuare quali sono le figure per la gestione del cantiere, l'identificazione dei rischi specifici della tipologia scelta, gli elementi di organizzazione del cantiere, le misure di prevenzione individuali e collettive e il sistema della prevenzione nel territorio, quindi possa essere l'ospiso, possa essere l'ispettorato del lavoro e così via. Alcuni argomenti che abbiamo trattato in questi anni con i docenti, oltre alla parte un po' più di cantieristica, che possa essere le checklist di controllo, l'utilizzo delle attrezzature per i lavori in quota, scavi, demolizioni, rischio elettrico, ponteggio e così via, negli ultimi anni abbiamo un po' inserito degli argomenti nuovi. I cantieri stradali attraverso la polizia locale, il Covid-19, ultimo elemento purtroppo che ci ha preso in questo ultimo anno, e visto da parte dello SPISAL, devono essere i controlli che lo SPISAL fa quando va in un'attività lavorativa, in un cantiere, è anche collegato alla scuola, quindi quali sono le prevenzioni e le procedure che devono essere utilizzate per il Covid-19. E l'ultima new entry per gli argomenti che faremo a gennaio è il rischio incendio, diciamo così, gestito dai vigili del fuoco. Veniamo un po' più su, questo è un po' quello che facciamo per i docenti, quindi noi facciamo 12 ore di formazione per i docenti in un anno, quindi facciamo 4 incontri da 3 ore, dove andiamo a sviluppare questi argomenti. Quest'anno abbiamo già sviluppato l'argomento del Covid e dei cantieri stradali, a gennaio faremo questo dell'incendio e del rischio incendio, poi ce sarà una ultima parte dove, oltre a parlare un po' del cantiere in linea generale, si parlerà anche del futuro per l'anno prossimo. E cosa facciamo con le classi terze? Veniamo un po' più sul dettaglio delle argomentazioni. Ci sono 2 attività che facciamo, una è collegata ai medici del lavoro dello SPISAL, quindi che parleranno di infortuni, malattie professionali, e un'altra è un'attività di laboratorio più per i ragazzi, dove andremo a denominata calcio all'errore, dove si creerà un laboratorio ad hoc per attraverso una checklist per far sì sviluppare il loro spirito di osservazione. In terza non hanno la possibilità, la capacità di sapere come già gestire un rischio. È ovvio, o di individuare un pericolo, è ovvio che lo spirito di osservazione è fondamentale. In quest'ambito noi diamo una checklist di cantiere da seguire e in questa checklist ci sono i vari rischi. Abbiamo il rischio, l'utilizzo delle scale, la betoniera, l'organizzazione del cantiere, l'uso di ponti su cavallette, il ponteggio, il rischio elettrico. Abbiamo 14 postazioni dove loro devono individuare quali sono i rischi di queste varie situazioni. Abbiamo il rischio dell'utilizzo della gru, i lavori in copertura, quindi ad ogni diciamo così, tabella corrisponde il rischio e loro devono attraverso il loro spirito di osservazione capire qual è il rischio e come andrebbero a evitarlo, a chiuderlo quel rischio. Okay? Quindi è un'attività vera e propria, pratica. In queste foto velocemente vediamo un po' come si sviluppa un po' l'attività. La prima attività che facciamo è quella di capire che cos'è un cartello di cantiere, perché far capire ai ragazzi che ci sono delle figure che devono gestire il cantiere è un passaggio fondamentale, anche perché essendo geometri è il loro futuro. Qui vediamo alcune foto dove abbiamo come si è sviluppata il laboratorio, in questo caso posa solaio, ponti su cavalletti, quindi noi creiamo degli errori anche banali a volte, però che devono un po' attirare la loro osservazione. Questi sono i ragazzi all'opera, la betoniera, rischio elettrico, rischio ambientale, quindi questi cassoni hanno del materiale mischiato per ricreare un po' il rischio ambientale. Utilizzo della cintura di sicurezza, sempre in sicurezza naturalmente, quindi far provare anche ai ragazzi che cosa significa
a utilizzare una cintura di sicurezza. Vabbè, qualche foto di gruppo ci sta sempre. Adesso per rendere un po' meglio la situazione, vi farò vedere un piccolo video dove viene riprodotta l'attività lavorativa che facciamo. Questa è la descrizione del cartello di cantiere. Non è di quest'anno, quindi è ovvio che non ci sono mascherine, non avevamo il problema delle mascherine, quindi possiamo andare avanti. Nel cartello di cantiere c'è un gioco di ruoli, quindi ogni ragazzo assume un ruolo spiegando cosa fa quel personaggio del cantiere, quindi il committente, il coordinatore, il direttore lavori e così via. Vedete, qui sono riprodotti un po' i rischi. Quindi i ragazzi devono individuare qual è il rischio, a ogni numero corrisponde un rischio che è riportato poi sulla checklist di cantiere. In questo caso vedete c'è un rischio di caduta nel vuoto riprodotto e loro devono individuare come correggere il rischio. C'è anche un'attività manuale che facciamo che è rispetto alla movimentazione manuale dei carichi. Rischio elettrico. Utilizzo di scale non conforme e così via. Ecco, recuperiamo un po' di tempo. Quindi l'attività di terza è proprio la base per partire, per dare un'infarinatura di quali sono le problematiche che un ragazzo, che in futuro sarà un geometra, un architetto, un ingegnere, un professionista, oppure un lavoratore stesso, può ritrovare in cantiere. Per le classi quarte, anche qui abbiamo sviluppiamo due attività. La prima attività è gestita, riguarda le macchine del cantiere, quindi andiamo a riprodurre in modo pratico quali sono le macchine di cantiere, quali sono le macchine che possiamo trovare in cantiere. Quindi in modo teorico-pratico diamo delle informazioni ai ragazzi su come e quali possono essere gli aspetti più pericolosi anche nell'utilizzo di una macchina. Quindi durante questa attività abbiamo delle macchine vere e proprie, quindi una gru, una piattaforma, un muletto, che dopo vedrete in alcune foto. In questo caso dobbiamo ringraziare l'ingegner Grubisic dell'INAIL che oramai da 6-7 anni che facciamo questo tipo di attività ci accompagna e gestisce un po' questa parte. La seconda attività, che è un po' quella più centrale, è quella delle visite in cantiere. Visite in cantiere, quindi gestite da noi tecnici di SFCPT, li portiamo in cantiere, li formiamo, li informiamo, gli diamo tutto quello che è il materiale per entrare in cantiere, che dopo vi illustrerò. Dopo c'è un ritorno in aula con i tecnici di prevenzione della spesa. Anche per la classe terza, dopo il laboratorio, c'è un ritorno in aula. Velocemente vediamo per le macchine, l'obiettivo qual è? Approfondire l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature che troviamo in cantiere. In questo caso abbiamo degli scavatori, un muletto, altre macchine che abbiamo noleggiato per questa attività sono la gru,
una gru su camion, un carrello elevatore, le piattaforme, cioè cerchiamo di cambiare sempre la macchina in modo da rendere l'argomento un po' meno monotono e più affascinante. Per le visite in cantiere c'è una predisposizione, quindi c'è una preparazione della visita in cantiere. Prima, quindi diamo tutte le informazioni di come comportarsi prima di entrare in cantiere e durante la visita in cantiere. L'accesso a cantiere, quindi consegniamo tutti i DP necessari per entrare in cantiere, una checklist di controllo che dopo vi illustrerò. In cantiere la cosa molto simpatica è la collaborazione che abbiamo da parte delle figure. Quindi lì troviamo sempre la collaborazione dell'impresa in primis che ci ospita, del capocantiere che ci illustra il cantiere, ma anche delle figure professionali che possono essere il coordinatore per la sicurezza, del progettista, direttore lavori, che illustrano anche il progetto per capire un po' come va avanti e come si sviluppa un cantiere. L'attività poi ritorna in aula con i tecnici dello SPISA. Questa è una checklist, un esempio di checklist che diamo ai ragazzi, dove viene poi ripresa in aula con lo SPISA, quindi prima dell'accesso in cantiere naturalmente mettere i VP, verificare dall'esterno i rischi e così via. E poi la checklist vera e propria, quindi il cantiere è recintato, cioè sono 12 domande a cui un ragazzo deve rispondere e sviluppare le proprie idee. Durante la permanenza del cantiere anche quello che bisogna fare e che non bisogna fare, e un po' di segnaletica, di sicurezza che potrebbero trovare in cantiere. Anche qui vediamo alcune foto. I cantieri sono sempre di una certa rilevanza, di una certa grandezza. In questo caso li abbiamo portati 4-5 anni fa in cantiere che era la costruzione dell'hotel di Gardaland. In quest'altro caso siamo andati a vedere il restauro dell'ex tribunale di Verona e così via, tutti cantieri di una certa rilevanza. E non blocchiamo le attività lavorative, cioè non vogliamo che vengano bloccate le attività lavorative proprio perché i ragazzi devono vedere un cantiere vero e reale, quindi sì, in sicurezza ma reale come cantiere. Anche qua vi farò vedere un piccolo video per farvi meglio comprendere quello che facciamo con i ragazzi. In questo caso è una fase lavorativa vera e propria. Quindi è ovvio per i ragazzi è molto interessante vedere quello che veramente succede in cantiere. Vedete macchine, mezzi, tutto nella massima sicurezza perché in questa occasione eravamo a una certa distanza, come vedete nel video, i ragazzi molto interessati naturalmente a vedere attività lavorative che in classe gli vengono spiegate ma in realtà vedono in modo reale. Questo è di un ipermercato, centro commerciale di Roma, denominato Adigeo, quindi un enorme centro commerciale sorto negli ultimi anni. Andiamo avanti che recuperiamo un po' del tempo perso. Allora, terzo anno, quindi osservazione, quarto anno li portiamo più nella una parte un po' più di gestione del cantiere, più da vicino. Il quinto anno è qualcosa di più pratico.
quinto anno sì, abbiamo pensato dopo vari anni a quali possono essere le attività lavorative più adatte a loro, le attività scolastiche più adatte a loro. E abbiamo pensato a due cose. La prima è conoscenza del ponteggio, perché il ponteggio oramai lo troviamo in tutti i cantieri. L'altra è la difficoltà dei cantieri stradali. Dall'anno scorso il Comune di Verona è diventato partner di questo progetto e attraverso la polizia locale riusciamo a gestire un'attività teorico-pratica sui cantieri stradali che a breve vi illustrerò. Partiamo dal ponteggio. Il ponteggio si divide in 3 fasi, quindi i ragazzi in modo pratico devono toccare con mano il ponteggio. Il ponteggio e quali sono i DP collegati al ponteggio. Quindi abbiamo una prima parte teorica a cura dello SPISAL, quindi dell'ASL 9 di Verona, e di SLCPT rispetto alla documentazione di cantiere. C'è una seconda parte, e qui andiamo sul pratico, su come indossare le imbragature di sicurezza. C'è una terza parte di come montare realmente un ponteggio. Alcune foto rispetto alle attività che abbiamo fatto, in questo caso è spiegazione del PIMUS, dei disegni del ponteggio, dei calcoli del ponteggio, tutto quello che è collegato all'attività, diciamo, documentale del ponteggio. E poi abbiamo le attività pratiche. Vediamo che sono varie foto dove una parte si monta il ponteggio, una parte si indossa la cintura di sicurezza e così via. Andiamo velocemente, faccio vedere un po' un piccolo video di quali sono le attività che poi sviluppiamo in modo pratico. Il docente in questo caso è un insegnante di alpinismo, quindi ha una palestra di risalita, diciamo così, sulla roccia, quindi di peso, cinture di sicurezza sono il suo pane quotidiano. I ragazzi in modo pratico partecipano all'attività lavorativa, vedete la volontaria, la ragazza volontaria ad indossare le cinture di sicurezza. Questa è una fase di vestizione, naturalmente. Più interessante è il video che vi farò vedere ora. Dove sempre la nostra volontaria un attimo che sta caricando. Beh, andiamo avanti, lo riprendiamo dopo il video. Nella terza parte quindi abbiamo una fase di montaggio del ponteggio, quindi vedete che i ragazzi sempre in modo volontario si preparano per il montaggio del ponteggio e fisicamente montano il ponteggio, quindi vedremo un video, se tutto va bene, dove i ragazzi monteranno il ponteggio vero e proprio.
piccolo problema di collegamenti. Vediamo se si è caricato l'altro video. Vediamo se si vede. Ok, e visto che non si riesce a caricare il video, vediamo quali sono le altre attività che facciamo. È l'attività di cantieri stradali. Si divide in 5 fasi, dove una prima fase c'è una formazione, una prima e seconda fase una formazione ai docenti da parte di un ispettore della polizia locale e da parte di un tecnico, di un ispettore dell'ospedale 9 Scaliggere di Verona. Questa formazione poi viene riportata in aula ai ragazzi. C'è una quarta fase dove i tecnici del SFCPT portiamo i ragazzi muniti di una apposita checklist in cantiere e alla fine dopo l'uscita in cantiere, immediatamente, quindi 2 ore e mezza l'uscita in cantiere, c'è subito un ritorno in aula verso le 11 del mattino e con i tecnici dello SPISAL e della polizia locale per analizzare la visita che hanno sviluppato, che hanno fatto. Qua vediamo delle foto. Mi spiace per i video che non si sono caricati gli ultimi, vediamo di recuperarli. Vediamo un po' se si recupera qualche video, altrimenti andiamo avanti. Andiamo avanti, magari vediamo gli altri video dopo. Ultima attività che facciamo è quella dell'evento finale. L'anno scorso purtroppo si è saltato, ma negli ultimi 2 anni, 3 anni, c'è stato un evento finale un po' particolare. Allora, in occasione della Giornata Mondiale sul Lavoro, che è il 28 aprile, organizziamo, con la partecipazione di tutte le classi che hanno aderito al progetto, dei giochi di gruppo con assegnazioni di premi, perché a ogni gioco naturalmente deve corrispondere un premio, altrimenti si perde un po' il fascino della partecipazione, sempre con l'ottica di sensibilizzare per meglio la valorizzazione del progetto, cioè noi facciamo dei giochi rispetto alle attività che hanno fatto i ragazzi di terza, i ragazzi di quarta e i ragazzi di quinta. In questo caso vedete l'aula anche molto piena, con un presentatore di tutti gli effetti, con delle postazioni dove prenotarsi per rispondere prima. Se la tecnologia ci aiuta, vedremo anche un video di una di queste attività,
Come vi dicevo, la giornata è dedicata a esercitazioni di gruppo, naturalmente in forma ludica, sugli argomenti affrontati durante il corso dell'anno progettuale, con l'assegnazione di premi, perché è una gara vera e propria. E quindi, dopo i saluti consueti, ci sono 3 fasi di attività, dove ci sono le classi terze che si sfidano tra di loro, le classi quarte che si sfidano tra di loro, le classi quinte che si sfidano tra di loro. Oltre a ricevere un premio, la classe che vince, per tutti i ragazzi di quinta vengono date delle maglie in rappresentanza un po' del progetto, quindi delle maglie dove ci sono dei loghi, i loghi dei partecipanti, e dei disegni sviluppati da loro rispetto al progetto. Vediamo se si vede questo video, altrimenti vediamo di recuperarlo da altre parti. Troppo video non ci vogliono caricare, vediamo se li riprendiamo. Riaprendo, se il punteggio si riprende. È il fascino della diretta, se come dire qualcuno in TV. Vabbè, andiamo avanti. Quindi, fatto l'ultimo evento, è la chiusura un po' dell'anno. Vi ripeto, la data identificata di solito è il 28 aprile, proprio per dare indicazioni, un collegamento a una giornata particolare, che è la giornata mondiale sulla sicurezza sul lavoro. La cosa più interessante, sperando che si vedano i video, è quella finale, dove abbiamo cercato di intervistare i ragazzi. Alcuni dati sul progetto. Il progetto, che come dicevo è partito nell'anno 2012-2013, in questi anni si sono succedute 165 classi, 64 terze, 50 quarte e 51 quinte, di cui quest'anno ne abbiamo 18. Il totale degli studenti sono 3.300 circa, 300 solo quest'anno. Il totale delle ore di attività svolte tra i vari enti sono più di 1.080 ore, di cui 170 quest'anno, pensando che nel 2020 il progetto si è interrotto quasi del 50%. Alcuni cantieri visitati, come vi dicevo prima, tutti di un certo rilievo nel territorio veronese. Quindi gli ex magazzini generali, il Teatro Romano, Gardaland, la Digeo, Palazzo del Capitanio, la clinica Pedersoli, famosissima di Peschiera, un ex zuccherificio di San Bonifacio e l'ospedale di Negrare. Alcune imprese coinvolte, ringraziando sempre ANCE di Verona, Ramo Costruzioni, Caltran, Mantovani, Serpelloni, Leonardi, Guerra, Carli, ma ce ne sono tantissimi altri che non abbiamo potuto inserire per ovvi motivi di spazio. La fase più interessante di tutta questa presentazione sono le interviste fatte ai tecnici dello Spesal, rilasciate dai tecnici dello Spesal, dai ragazzi stessi e dagli insegnanti. Vediamo se riusciamo a condividere qualcosa di queste situazioni. Altrimenti, se la professoressa Figos vuole dire qualcosa in merito, io me le vado a riprendere da altre situazioni.
perché vedo che non si riapre. Io avevo già raccontato un po' di cose, anche di quelle che ci sono nel mio video. Se tu vuoi provare No, a se vuoi riprovare. a provare a vedere se da te si aprono le interviste, Riprovo. L'ho chiusa prima, però riprovo un attimo. sì, dai, se riesci a riprovarla. C'è qualche domanda magari in merito? No, non ci sono domande, Carmine. Cerco di recuperare un attimo, perché ce l'ho sul drive, le interviste, sperando che si veda qualcosa. Allora io ho provato, adesso provo a vedere se si vede. Riesci a condividere qualcosa? Senti. Mi sa che è internet proprio che non ci aiuta. Niente, ho interrotto perché Vediamo se riesco a... Che mi sa che è proprio un problema di collegamento ora. Allora, la signora è la dottoressa Ruzzi, che ci ha rilasciato l'intervista, e anche un problema di internet e di collegamento. non riesce a far partire neanche quella dei ragazzi per caso. No, perché è proprio un problema di collegamenti. Allora, la signora è la dottoressa Ruzzi, rilasciato l'intervista. Se vuoi rispondo un attimo a una domanda che è stata fatta qui, Carmine. Sì, 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 dai, io vedo se parte qualcosa. C'è una, No, do- perché è proprio un problema di collegamenti. c'è una domanda, dice, avete parlato di formazione? Se vuoi rispondo un attimo a una domanda che è stata fatta qui, Carmine. Sì, sì, dai, io vedo. Ok,
perso tutti i collegamenti, quindi non sento più nulla. Rispondi io se volete alla domanda, purché venga zittito tutto il resto perché si sente in sottofondo tutto uno stridio. Niente, volevo dire che il discorso dei docenti hanno partecipato quasi tutti i docenti del Can Grande. Non sento più nulla. Sì, c'è un ritorno. Rispondi io se volete alla domanda, purché venga zittito tutto il resto perché si sente in sottofondo tutto uno stridio. Niente, volevo dire che il discorso dei docenti hanno partecipato quasi tutti i docenti del Grande, sia docenti che ITP, e in presenza, tranne in quest'anno che abbiamo invece lavorato a distanza. Scusi Antonella, deve chiudere la pagina del sito joborienta.edulef.eu perché sennò o disattivare l'audio. Disattivato tutto. Ok, Ho adesso la disattivato sentiamo, tutto. può rispondere. Ho detto che hanno partecipato quasi tutti i docenti del Can Grande e anche delle altre scuole, ma in massa quelli del Can Grande, e anche gli ITP. E di solito in presenza, tranne quest'anno che abbiamo fatto a distanza. Non so se era questa la domanda che volevano che rispondessi. Abbiamo partecipato sia come progettazione, cioè come idee, collaborare a dare delle idee, soprattutto per l'evento finale, e poi vabbè, gli aggiornamenti che sono stati illustrati prima, insomma, con altre persone che sono intervenute, tipo i vigili locali o quelli, i CPT, eccetera. Mi avete sentito? Sì, si è sentito. Mm. Perché non vi vedevo più. Altre domande? Non ci sono altre domande al Basta. momento. Vabbè, Carmine non si sente più, abbiamo quasi finito, credo. Se non riesci a far vedere i video. Mi sentite? Sì? Ok. No, purtroppo abbiamo problemi di linea qua da noi e quindi non riesco a caricare video né nulla. Comunque se dovesse servire tutto il materiale ce l'ho a disposizione, posso girarlo in qualsiasi momento. Una cosa importante, è sicuramente un progetto complesso, nel senso che non è molto semplice da attuare. Ci vuole tanta collaborazione da parte delle scuole, perché devono anche inserire tutte le attività all'interno di una programmazione scolastica che soprattutto in questo periodo poi non è semplice. Noi siamo partiti quest'anno con il progetto, oltre che per i docenti anche per i ragazzi. Abbiamo iniziato l'attività di punteggio la settimana scorsa con la prima classe che proseguirà, sperando che non ci blocchino, fino a gennaio, poi da gennaio riparte tutto il percorso per le quarte e per le terze. Dicevo, è un progetto complesso dove c'è un lavoro alle spalle delle attività vere e proprie, cioè tutta la programmazione, riunire i ragazzi in cantiere, organizzare il laboratorio, tutti i docenti che devono sposare il progetto. Non è semplice, vi dico la verità. E grazie alla professoressa Figo sicuramente che mi ha aiutato dalla parte della scuola in questa situazione, altrimenti sarebbe stata molto, molto, molto dura. Ecco. E ringraziare soprattutto le imprese che ci ospitano, perché portare
vabbè, col Covid i numeri saranno inferiori perché abbiamo deciso di fare una classe per volta, ma fino a 2 anni fa i numeri dei ragazzi erano anche 50-55. Portare in un cantiere 55 ragazzi, sapete bene, ci vuole un'organizzazione di non poco conto, anche a livello di ricezione, quindi tu devi trovare un cantiere dove ci sia la disponibilità proprio fisica ad ospitare i ragazzi, quindi delle baracche che non sono baracche ma sono dei cameroni, dei baracconi enormi per far sì che i ragazzi seguissero la parte teorica, perché poi il cantiere si divide in 2 fasi. C'è una prima fase dove c'è la parte documentale, una seconda fase che è una seconda parte che è la fase di visita in cantiere. Le 2 classi si alternano in queste 2 fasi, quindi ospitare 25 ragazzi in una baracca significa avere una struttura tale che può ricevere questo numero. È ovvio che noi dobbiamo trovare tutti i cantieri di una certa entità, di una certa grandezza e di una certa importanza. Ecco. Questo volevo dire solo per far capire un po' la complessità anche del cantiere. Ripeto, mi dispiace perché c'erano le interviste dei ragazzi che erano molto più interessanti di tutto quello che abbiamo detto, perché facevano capire cosa significa veramente quel progetto, anche vista dalla parte loro, che non è la solita gita, vado a fare la gita in cantiere, ma vado a fare qualcosa di diverso, vado a vedere realmente quello che ho fatto in aula, vado a verificare che quello che mi ha detto il prof in aula non è qualcosa visto solo sul libro, ma è qualcosa che veramente poi si svolge in un'attività pratica. Ecco, questo è un po', ci tenevo a Carmine, comunicarlo. c'era un'altra domanda. Sì. Sì, le postazioni, dice se le postazioni nel cantiere didattico erano già pronte, sono state realizzate per il progetto. Allora, nel cantiere didattico sono state realizzate per il progetto. Io prima l'avevo chiamata caccia all'errore, quello dei Sì, sì, rischi, sì. insomma, perché, sì, perché è stata proposta come sotto forma di giochetti, di gioco. Esatto. Sì, sì, il laboratorio viene proprio preparato per loro, quindi anche tutte diciamo così, i rischi li creiamo ad hoc a secondo della situazione. Noi dobbiamo ricreare quei 7-8 rischi più evidenti, facili anche da raggiungere, da vedere, però sono laboratori che creiamo noi direttamente. Quindi gli creiamo noi l'apertura nel solaio, gli creiamo noi la scala messa male, gli creiamo noi il ponteggio costruito male e così via. Quindi vedete che c'è anche un lavoro di preparazione molto complesso e molto lungo dietro. Risposto alla domanda? Penso di sì. Ok. Beh, se non ci sono altre domande, Possiamo salutare. vediamo se dalla regia ci dicono qualcosa. Sì, nessun'altra domanda, grazie Carmine, era tutto chiaro. Perfetto. Allora possiamo anche salutarci, cosa dite? Salutiamo, io vi saluto. Volete fare una chiusura voi nell'email così andiamo a chiudere l'intervento.
E allora, grazie a tutti, grazie per la vostra partecipazione, interessantissimo peraltro quest'altro progetto, soprattutto perché viene dal territorio e insomma l'istituto su questo punta tantissimo, perché poi insomma, è anche il cuore un po', no, delle attività proprio afferenti all'istituto, quindi vi ringrazio molto per il vostro contributo. Ringrazio tutti i partecipanti, è stato un piacere esserci stati anche quest'anno, come peraltro succede ormai già da diverso tempo. Chiaramente quest'anno era, diciamo, un'edizione nuova, una sfida che, sebbene con qualche piccolo, diciamo, problemino tecnico, però in realtà è stata una bellissima esperienza, stimolante e sicuramente da ripetere. Chiaramente speriamo però di farlo anche in presenza nuovamente. Quindi ringrazio tutti a nome anche appunto dell'INAIL, ringrazio i colleghi e a presto. Buon lavoro a tutti i ragazzi e a tutti i professori e soprattutto in bocca al lupo per quest'anno così difficile e complicato. Grazie Giovanni dalla regia, grazie a EduLife per averci supportato e ci vediamo presto. Arrivederci a tutti. Saluti. Ciao.